Volevo dire una cosa, signor Presidente, perché quando ho parlato di Caloforo, ho detto io che dovevo precisare e poi mi dovevo informare questo ragazzo che cosa era, e penso che questo fatto insomma è stato rilasciato. Mi dovevo informare questo ragazzo perché lui diceva che apparteneva ai Colloionesi, diceva che era avvicinato ai Colloionesi, e penso che questo fatto è stato rilasciato. Non è stato, questo voglio dire, perché io ho detto che questo ragazzo mi dovevo informare se era veramente che apparteneva a queste Colloionesi, e allora ho parlato con Piero Puglisi, ci ho dato i nomi e i cognomi, e Piero si è informato per questo ragazzo e hanno mandato a dire i palermitani, principalmente dottor Reina, che questo ragazzo pensavano che era uno spione, che cercava dove, insomma, i posti, si informava dei posti dove si poteva trovare dottor Reina, e aveva mandato a dire dove ucciderlo. Questo lo sa Malvagna. E noi veramente, siccome siamo messi tanto a disposizione, abbiamo un pochettino allentato questo discorso e non l'abbiamo fatto. Siccome io l'avevo detto prima nei processi precedentemente questo, perché nel fatto di questo Come? Ercolano Giuseppe? Sì, lo conosco. Io avevo padre di Aldo Ercolano. Sì. Quando l'ha conosciuto? L'ho conosciuto sempre nell'82 e l'81, sempre tempo di guerra. E l'occasione era insieme a noi altri in quei tempi, però lui in quei tempi lui era un consigliere, e poi questo consigliere si ci fu tolto perché lui insomma era stato più assai nel lavoro. Lui era pregato, trascurava, aveva il posto di consigliere, però questo posto ci fu tolto a lui perché siccome pensava, lui faceva trasporti, pensava alle sue cose e non pensava alle cose della famiglia. Fino a che epoca sarebbe stato consigliere il Pippo Ercolano? Cioè quando le fu tolto questo... Io mi ricordo fino all'84 così sicuramente era consigliere, perché poi l'ho capito io in secondo tempo quando io fu fatto uomo d'onore, insomma, che lui più ne aveva questo posto nell'84. Lei successivamente all'84 ha avuto modo di incontrarlo, il Giuseppe Ercolano? Ma sempre, certo, qualche volta l'ho incontrato. Ma pure là l'ho incontrato, nel suo capannone a Piana di Catania. Successivamente l'84? No, nell'80, anche dopo. Io dicevo dopo. Ricorda in che occasione l'ha incontrato? L'organizzazione con il Giuseppe Ercolano? Dottore, le discussioni giustamente, io uomo d'onore, se devono discutere per forza. Non ci sono discussioni, perché tutte le discussioni che sono particolari. Non è di che cosa si può discutere? Certo che si discute. Il Giuseppe Ercolano... Non c'è stata una cosa particolare, ma però le discussioni ci sono state, certo. Senti una cosa, ma che lei sappia, di cosa si occupava all'interno dell'organizzazione Giuseppe? Ma lui si occupava nell'organizzazione solamente fatto di trasporti. E questo fatto dei trasporti cosa voleva dire? Ma fatto di trasporti non era nell'organizzazione, ma però secondo i soldi che prendeva ci doveva dare lui qualche cosa a suo cognato Santa Paola. Questo insomma lo sapevo io. E come lo sapeva lei, signor? Io lo sapevo perché lo diceva lui stesso e perché si parlava nella famiglia. E gli ridava questi soldi al... Ma giustamente certo che ci dava. Non so la somma che ci dava, ma però ci dava perché lui stava bene, ma come mai stava bene? Sta bene anche perché c'è il nome della famiglia, non è che uno traffichia, lavora o chi mezzi o chi cosa, sempre c'è il nome avanti della famiglia.
lui faceva questi trasporti pure da Nord Italia, non so con precisione come camminava il discorso, però aveva trasporti importanti. E sa che trasporti, non sa di cosa si occupava come trasporti speciali? Veramente no, non mi sono mai interessato, so che faceva trasporti, Ma però non mi sono mai... la ditta se la ricorda come si chiamava questa? non ci penso veramente, non ci penso. E faceva trasporti in tutta Italia? Sì. Che lei sappia sono stati mai utilizzate le ditte o ditta dell'Ercolano da parte dell'organizzazione? Io ho da dire una cosa, che a Mesteriango Lorenzo Rieli che faceva pure questi trasporti. Poi ci sono state delle situazioni, perché questo Lorenzo Rieli era amico di Marione Coccia, poi insomma l'abbiamo avvicinato noi altri, e questo Lorenzo Rieli poi fu avvicinato a Erdo Iaccolano, insomma, che faceva gli stessi trasporti, e penso che è nata qualche cosa che si sono messi insieme. Questo. E questo io però l'ho detto precedentemente nei processi passati. Sì, tenga conto che la Corte non conosce le dichiarazioni che lei ha già reso, Pulvirenti. Quando ha avuto modo di incontrarlo l'ultima volta, il Giuseppe Ercolano? Ma penso nel 90, così l'ho incontrato qualche volta. Nell'88, 90, così, in queste epoche. Le ragioni le ricorda di questi incontri? No, in ragioni magari erano quelle che io certe volte insomma lo volevo vedere, questo, lo volevo vedere per guardarlo, per salutare, per questo, magari giustamente ogni tanto uno magari si deve incontrare, magari. Lei ha parlato di gruppi nell'ambito dell'organizzazione del Santa Paola. Sa se l'Ercolano Giuseppe appartenesse a qualche gruppo? No, ma Ercolano Giuseppe chi è? Fratello di Aldo? Sto parlando... Ah, Pippo Ercolano, allora Giuseppe sì, no, perché io parlavo sempre... Non aveva gruppo. Abbiamo parlato di Pippo No, non Ercolano aveva finora. gruppo, non ne aveva. Giuseppe Ercolano non ne aveva gruppo. Sa chi fossero le persone che solitamente frequentavano nell'ambito dell'organizzazione il Pippo Ercolano? Qualche persona? Più vicina nell'ambito dell'organizzazione al Pippo Ercolano? Che faceva cosa? Le chiedevo, signor Pulvirenti, Sì. sa se il Pippo Ercolano frequentasse qualcuno in particolare nell'ambito dell'organizzazione? Con chi aveva più rapporti, che lei sappia, il Pippo Insomma, Ercolano? i rapporti sempre, questo cognato l'aveva, chi Ferrera l'aveva, erano tutti parenti, i rapporti l'aveva con tutti, l'aveva con me, con tutti l'aveva rapporti. Particolarmente no, non l'aveva con tutti i rapporti. Un pochettino della parte di suo cognato Nitto c'era che si incazzava un poco perché questo non si interessava più di niente, che insomma pensava solo al lavoro, c'era questa discussione, però non era una discussione aggressiva, era discussione di famiglia sempre. Questo c'era. E come lo sa che c'era questo? Perché le sentivo io? Da chi lo sentiva? No, le sentivo di Nitto. Però non erano discussioni, anche di Addo, Addo diceva a mio padre che cosa posso fare io, perché quello ci scriveva tutto, perché era stato insomma che aveva questa grande industria che lavorava e quindi non si interessava di niente. E questo, anche Addo dice cosa posso fare, io mi pace. Senta, Ci sono state queste discussioni. Ercolano Sebastiano invece lo conosce? Sì, lo conosco, è il fratello.
Quando l'ha conosciuto, in che occasione? Sempre, l'ho conosciuto pure tempo di guerra, però è uomo d'onore e l'ho conosciuto pure tempo di guerra. Che ruolo aveva? E lui, insomma, prima aveva avvicinati un paio di ragazze di Acerriale, e uno fra i quali è Nuccio Coscia perché è suo figlioccio. E poi altre ragazze che io non sono di mia conoscenza, l'avevo agli Acerriale, che queste facevano qualche estorsione, qualche cosa, quindi non aveva gruppo a Catania, ma aveva queste ragazze. Queste ragazze di Acerriale, oggi io ho conosciuto pure un altro che l'aveva poi sotto lui, di Sembriano e Occolano, che significa era Liddu Conoscenti, uno di Villa Rosa. E aveva questi ragazzi, insomma, lui si interessava di istruzione, di cose, perché poi ci fu anche qualche istruzione che io l'ho spiegato, che fu interessato pure io. Cioè, per quale motivo? E per quale motivo? Perché questa istruzione fu fatta a un fratello di uno che aveva un frantoio, che questo non mi ricordo come si chiama, che questo fratello era uno che era avvicinato a noi altri, cioè che pagava a noi altri, lo stipendio a noi altri. E allora il fratello di questo subiva questa istruzione. Tramite il fratello poi, perché erano sciarriati tutti e due fratelli, ma sempre si è rivolto a me per aggiustare questa istruzione e si è fatto avanti sto libro conoscenti per questa istruzione. Dove lui allora chiedeva qualche 50 milioni e 3 milioni mesi chiedeva di queste istruzioni, che poi io ce l'ho aggiustata per 1,5 milioni al mese e 10 milioni ce l'ho fatto dare. L'istruzione ce l'ho aggiustata io insieme a Giovanni Romeo. Senta, lei ha mai commesso reati con il Sebastiano Ercolano? No, reato no. Non abbiamo fatto nessun omicidio, niente con lui. Senta, lei sa come fossero i rapporti fra il Sebastiano Ercolano e Uzzuliddo? Sto libro conoscente? Avevano rapporti giusti, buoni, certo, erano amici. E invece i rapporti fra lei e Uzzuliddo com'erano? Uzzuliddo, pure con mia, insomma, si cuccava un po' di tempo, veramente non erano tanto buoni. Per quale ragione? Che piccola ragione, perché lui era amico pure di Ferrera, insomma c'è stato sempre quella cosa che siamo stati un pochettino distaccati nei discorsi e per quella ragione pure perché a Ghiacirriale lui si sediava perché hanno fatto il mio nome da questa istruzione, c'erano tutti questi discorsi che erano conoscenza pure nello Cangagnolo di questo fatto. Senta, ma che le ricordi questi rapporti? Però non ci ho fatto mai niente, va? Lei ha detto che è stato con lei durante la latitanza, lo Uzzuliddo? Stesse un paio di giorni con me, sì. Da una casa che era di un uomo che poi è stato ucciso, che era insieme a me, si chiamava Nunzio D'Agata. E questo Nunzio D'Agata ricorda perché fu ucciso? Ma questo Nunzio D'Agata fu ucciso di Misteri Anghisi, perché apparteneva a noi altri. E da lì si apriva poi la guerra, sparta. E dove fu ucciso? Di Misteri Anghisi. No, dove? Dove fu ucciso? Vicino a Mister Bianco, aveva una specie di spaccio dopo, dove abitava lui. Senta, nei posti dove lei è stato latitante, che lei ricordi, sì, sono mai stati commessi omicidi da parte vostra? Della parte nostra ci è stato, proprio nei posti dove sono stato io, sì. È stato quello che io ho detto che ho fatto qui a noi a Colano, poi ci sono stati omicidi che io non sono stato presente,
di uno che si chiamava Testina, che è stato pure sequestrato, lo stesso come Pappalardo, di Affio Viccerdello di questi, e Pino Orazio, è stato portato in questa campagna, è stato ucciso. Senta, che lei ricordi, quando è stato con lo Zulido durante il periodo della latitanza Sì. e quei giorni, fu mai commesso un omicidio nel luogo dove vi trovavate? E io questo già l'ho dichiarato prima, dove era latitante Uzzolido, io con Uzzolido non è successo, l'omicidio è successo nella proprietà di Affio Longo. Questo è stato, stai parlando nell'82, perciò quindi Uzzolido fu dopo poi questa discussione, che eravamo insieme a questa campagna, eravamo latitanti. Io allora non mi hanno latitanti, era quando è successo questo omicidio in Affio Longo. Senta, quanto è durato questo periodo di questo tipo di rapporti un po' diciamo tesi o freddi con lo Zulido? Ma sono durati un po' di tempo, perché poi eravamo Innanzitutto in che epoca si può collocare questo momento? Si può collocare nell'epoca sempre l'84, quasi, in questi tempi, insomma. Che lei Ero ricordi- latitante già io. Ecco, che lei ricordi, in questo periodo di freddezza, fu mai commesso un omicidio nei luoghi dove lei si trovava latitante? No, dove ero latitante io sto dicendo l'omicidio è successo nella campagna di Affio Longo. E la ragione di questo Che omicidio? noi da questa campagna ci stavamo, non ci stavamo. E questo omicidio è stato un omicidio che questo apparteneva a parte del maritato. Era un ragazzo delle Neri e siccome cercava, insomma, sbagliava a parlare nei nostri confronti e non sapeva che Gino Rannisi era un amico nostro, che era amico, e allora lui si è felato di questo Gino Rannisi, come infatti lui stesso ci ha sparato a noi altri, e allora l'ha messo sopra la Vespa, giù qua dovevano fare un giro, dovevano andare a un posto, e l'ha portato in questa campagna, che io però non c'ero presente, c'era Affio Viccerdello, c'era Pero Puglisi, insomma c'era un altro che poi questo è morto, c'era Carmelo Marino e pure questo è morto. So che c'erano queste persone quando hanno commesso questo omicidio. È stato un recato là, poi questo omicidio si doveva togliere questo cadavere. Io ho parlato con Affio Viccerdello, ma non lo so poi se l'ha tolto questo cadavere. Io l'ho spiegato quando fu. Senta Pulvirenti, lei un certo Delfo Russo lo conosce? Sì, Delfo Russo l'abbiamo ucciso noi altri. Quando Cioè, è stato Carmelo Marino e Pippo Leonardi. questo Delfo Russo apparteneva a qualche organizzazione? Ma questo Delfo Russo cercava di farsi un gruppo, lui, sì, aveva un paio di ragazzi, che io non sono di mia conoscenza, però io avevo già delle informazioni che questo cercava di farsi un gruppo. E la ragione dell'omicidio? E la ragione dell'omicidio, questo faceva delle estorsioni, di queste estorsioni lui non voleva capire niente, voleva per forza i soldi. Come infatti ci ha fatto l'estorsione pure a uno che si chiama Nicolosi, che è cugino di Nino Mazzaglia, e voleva pure i soldi di questo. E allora a un certo punto si è pensato che questo era meglio eliminarlo, è stato eliminato per questo. E perché magari si voleva fare forte, perché lui diceva che aveva pure una forza, aveva questo gruppo, poteva combattere, poteva fare, e allora abbiamo pensato di eliminarlo. E questo Delfo Russo dove fu ammazzato? Lo sa? Ma fu ammazzato, mi pare, verso la Pergola, quasi, prima nella campagna di Affio Longo, proprio non da campagna dove fu fatto quello, dove fu un recato l'altro cadavere. Fu fatto in questa campagna e poi, come me l'hanno raccontato loro, e poi fu trasportato verso la Pergola, una conciata che ci dicono verso la Pergola, e fu lasciato là.
fu strangolato con un filo di ferro felato, questo. Senta, lei conosce o ha conosciuto un certo Scavo Giuseppe? Scavo Giuseppe. Scapuzzedda. No, No, Scavo Giuseppe. Scavo. Pippo Scavo. Mi stai però questo nome insomma non mi è una cosa nuova, però non... Senta, lei ha mai conosciuto o sentito parlare di una persona chiamata Upaghiolo? Come? Upaghiolo. Un cardiologo? No, Pulvirenti, io dicevo Upaghiolo. un cardiologo. No. Mi sento a ridere. State muto, state muto. Allora, Pulvirenti, Sì. Fazio Vincenzo lo conosce? Faccio? Vincenzo. No. Ferrante Filippo? No, però i nomi le sentivo dire, insomma, ma non... Alfio Fichera lo conosce? A Fiufiera sì. Appartiene, che lei sappia, a qualche Sì, organizzazione? è l'organizzazione di Santa Paola. Come lo sa? Lo so, io uomo d'onore fatto, lo so. Quando fu fatto uomo d'onore lo sa? Ma sempre verso l'88, l'87 così. Le fu presentato? Sì, e poi mi fu presentato. Ricorda in che epoca le fu presentato? Ma in quei tempi stesso, verso l'88, l'89, un anno dopo, così, in questo tempo. Di che cosa si occupava Alfio Fichera Lui nell'ambito dell'organizzazione? nel pesce. Cioè? E vendeva, insomma, era commerciante di pesci, si interessava perché era il suo mestiere e c'era qualche quota di una quota di pesci che andava a noiarsi. E come lo sa questo? Lo so, certo, lo dovevo sapere, era nella famiglia, lo sapevo. Ricorda se qualcuno in particolare ebbe a parlarne? No, lo so perché si parlava e lo so che faceva questo. Senta, lei ha mai commesso reati con Alfio Fichera? No, quel Figuera no, mai. E cosa vuol dire che una quota veniva attribuita a voi? Del pesce, la quota del pesce? Sì, era una quota del pesce, insomma, che entrava, perché lui faceva questo commerciante di pesce, lui e suo zio faceva questo mestiere, e c'era una quota, si diceva così, una quota che veniva nella famiglia. Io veramente non mi interessavo a sapere proprio come era composta, come non era composta, però era così. Che le ricordi con Alfio Fichera ha mai parlato di fatti attinenti all'organizzazione vostra? Dei fatti? Di fatti riguardanti l'organizzazione ne ha parlato con Alfio Fichera, che lei si ricordi? Ma l'organizzazione era con noi era. E basta, questo. No, io dicevo, ha mai avuto modo di discutere con Alfio Fichera di qualcosa, di qualche fatto specifico? No, questa volta sola l'ho visto, abbiamo per conoscerne, per farne, e so che lui era interessato nel fatto del pesce, che quando insomma mi mandava qualche cosa di soldi, la mia parte, questo. Lei ha menzionato il Turi Basetta. Sa il nome e il cognome? No, io so che si chiama Turi Basetta, il cognome non lo so. Oltre quello che ha già riferito sulla Basetta, conosce altri fatti che lo riguardano? No, questi sono i fatti di Basetta, l'ho detto tutti. Sono precisi. No? Senta, un certo Nino Tomba lei l'ha conosciuto? No, Tomba no. Un certo Florio l'ha mai conosciuto? Florio chi sarebbe? Quello che fu ucciso? Altri Florio ne ha conosciuto? No, io sto parlando di quello che fu ucciso, sì. Un certo Formaggino lei l'ha conosciuto? Non ti so dire, però non l'ho conosciuto, non ti so dire questo Formaggino. Mi pare che
mi pare che è nel gruppo di questo fumaggino, sarà nel gruppo sempre di coso di Natale di Raimondo, così, E però non lo conosco di ricorda che cosa, in che contesto quando l'ha sentito nominare? O la ragione per la quale l'ha sentito? persona. Ma guarda, essendo che avvicinare, essendo che è nel suo gruppo, poi deve essere un affiliato per forza. Basta il ragazzo è un affiliato, certo, perché uomo d'onore non è. Senta, lei ha parlato di Eugenio Galea, Sì, dicendo che ricopriva la carica di interprovinciale, Sì. così ha detto. sì, E ha menzionato l'occasione in cui ha avuto rapporti con il Galea. sì. Oltre a quello già detto, ricorda di altri momenti o altre occasioni in cui ha incontrato il Galea per fatti attinenti l'organizzazione vostra? No, io so che Galea, lui otteneva gli incontri con le forastiere, pure con i palermitani, questo lo so, che questi incontri avvenivano fra Catinanova e Ienna. E la persona che era stabile in questi contratti si chiamava Di Dio, che però io non lo conosco personalmente, e lui aveva questi incontri perché Eugenio era uno attivo che sapeva fare pure, che sapeva gestire tutti i lavori, sia di strada, sia di questi, insomma, di scavatoi, di movimento terra, questi lavori li gestiva lui, pure ne rendo. Cosa sono questi lavori che gestiva il Rendo? Lei ha anche menzionato questo, Sì, il corso questo del io l'ho esame, detto. questo riferimento Sì. al Rendo l'ha già fatto. Questo di rendo io sto parlando, poi insomma ho cancellato il discorso, mi avete fatto nel fatto di rendo è così. Nel rendo c'è Innaro, Giuseppe Innaro, che questo Giuseppe Innaro è Michele Scuderi di Belpasso, però che Michele Scuderi non è un raccomandato, avete prima ha lavorato là così, però è paesano mio, ogni tanto mi dava qualche cosa di soldi, questo Michele. Però questo Pippo Innaro lavorava nel rendo e era con Santa Paola Innaro. E è successo che Innaro un giorno è venuto da me insieme a questo Michele Scuderi, dove si lamentava che i soldi che lui portava nella famiglia Santa Paola erano pochi, però io non c'ho colpa, dice, perché c'erano, da questi lavori si faceva, per dire, si faceva una specie di bolletti nei trasporti che si facevano i cami, quando erano 10 cami di materiali, ne scrivevano, vendiamo 15 cami e 5 cami venivano in nero. Di questi 5 cami venivano in nero. Allora questo nero doveva entrare da questo, come si chiama, Pippo Innaro. Però questo geometra che si chiama Paternò si rifiutava, sì, ci faceva qualche bolletta a nero, però si rifiutava alle bollette che diceva Eugenio Galè, perché Eugenio Galè diceva di fare oltre quello che faceva questo ingegnere, e c'era questa lamentela. Questa lamentela è stata portata da un modo così brusco che quasi che si parlava di fare qualche azione a questo geometra. Però io devo dire, siccome io avevo una grande amicizia, e poi racconto come sono i fatti, una grande amicizia con il padre di questo Paternò, che era il maresciallo Paternò. E perché l'avevo questa amicizia? Perché lui era amico di uno che poi è morto, si chiamava Angelo Stiro, e questo Angelo Stiro era il suo confidente. Però io lo conoscevo, avevo quell'amicizia con questo Angelo, con me si confidava, si faceva tutto. E allora io avevo di bisogno una volta, perché dovevo scontare qualche 2 anni dalla Corte d'Appello di Palermo, e mi ricordo bene che c'era Della Chiesa, il generale Della Chiesa, e ho pregato
a questo Angelo Stiro insieme a Marcello Paternò se mi potevano fare avere qualche promesso, qualche prolica. E allora, come infatti si è interessato, che c'era i generali della Chiesa, si è interessato proprio con i generali e mi hanno dato 2 mesi di, e si può vedere la data che è così, 2 mesi di prolica. E allora io, essendo che era obbligo a questo, a Maresciallo Paternò, non volevo che suo figlio, che è nerendo, che è geometra, potesse essere insomma amonestato. E ho cercato di evitare questo fatto. E questo, diciamo, questa attività del Galea presso il Rendo in che periodo si colloca? E il periodo che si colloca sarebbe dell'86 quasi in poi, l'anno che insomma mi ricordo io che facevano questi lavori. Stiamo a parlare dell'86 in poi, all'87 così, perché sono stati i lavori che facevano a Bronti, a Maniaci, Bronti, mi pare così la contrada civile. Ma mi faccia capire, Pulvirenti, il Rendo pagavano la vostra No, organizzazione? i Rendo non pagavano niente e non si ci poteva dire niente. Quello che doveva fare era un geometra, che doveva fare nascere questo soldo in nero. Il Rendo avevano contezza, cioè sapevano di questa... No, non lo potevano sapere, perché era di nascosto, perché i Rendo non erano affidabili. Perché non erano affidabili il Rendo? Perché si sapeva che insomma potevano andare pure dei carabinieri, insomma c'era questo fatto, va, per i Rendo. Ricordo di altre occasioni in cui ha avuto modo di trattare con Eugenio Galea di affari attinenti all'organizzazione? No, queste è stata le cose, tutto quello che ho detto. Mentre che gli incontri li faceva il Galea nel luogo che ha indicato con gli altri rappresentanti? Sì. Opposizione, Sì. opposizione, Presidente. C'è Dovevo opposizione. chiedere una sospensione abbiamo avuto un chiarimento. Vorrei, Sì, prego. scusatemi, vorrei che mi ripeteste i termini del discorso, sì, quindi se il pubblico ministero vuole ripetere la domanda. Dunque, io stavo facendo una premessa prima di porre la domanda. Stavo chiedendo, premesso che aveva detto che il Galea si incontrava in determinati luoghi Sì. e teneva determinati contatti con le altre famiglie per il ruolo di interprovinciale, così come Certo. aveva No, detto. vabbè, la domanda posta in questi termini già è ampiamente introduttiva di quello che dovrebbe essere il tema di indagine. La domanda Ma questo che l'ha lei- già risposto, l'ha Io già ho detto. risposto, si incontrava con L'ha tutti già i detto, resti. io Allora, volevo chiedere la come domanda- le sa queste cose. L'opposizione ha proprio per oggetto la ripetitività della domanda che viene formulata dal pubblico ministero, poiché l'imputato di reato connesso su questa circostanza ha ampiamente riferito da stamattina già parecchie volte. Può rispondere? Le volevo chiedere da dove, come sa che il Galea si incontrava con queste persone, posto che lei non c'era, Pulvirenti? Era tutto Ma lo qui. devo sapere per forza, certo che lo sapevo. Sì, lo so che sapevo. lei lo debba sapere, è un conto, ma... Perché lei lui come era sa? interprovinciale, lo sapevo, per certo volte lo accompagnava Pero Puglisi, in questi appuntamenti, ci faceva l'autista. E quindi io lo sapevo che Pero mi diceva un mandare a salutare, così qua, queste cose. E certo volte poi nell'ultimo tempo accompagnava Ienzaiello pure. Ci faceva l'autista pure. Come lo sa che ci andava insieme? Lo so, già mi dice sempre io, coso, a Eugenio, perché mi diceva, poi mi diceva lui che si incontrava. Senta, il DDO invece che lei ha menzionato, sa se appartiene a qualche organizzazione? Ma io so che Dio è uomo d'onore, però lo so così, però non lo conosco e appartiene sempre alla famiglia di Catania, va. Che attività lavorativa svolge, lo sa questo DDO? Mi sembra che aveva qualche pompa di benzina, qualche cosa del genere. Dove l'aveva questa pompa di benzina, lei lo sa? Ma il posto che si incontravano era fra Ienna e Catina Nova, in queste paraggi, però preciso non lo so con precisione perché non andavo proprio, però era qui il posto.
Senta, lei ha mai conosciuto, sentito nominare un certo Celano? C'è? L'opposizione, signor Presidente, l'opposizione la spiego subito, è nella sequenza delle domande che si denota e che emerge il carattere suggestivo della domanda. Dirigente dell'opposizione, può rispondere. Può darsi che non lo conosce. Quindi. Conosce o ha sentito parlare di un certo Celano? No. E un certo Cioccolatta? Cioccolata, chi sarebbe? Iano Cioccolatti? Chi è questo Iano Cioccolatta che... Beh, Iano Cioccolata sarebbe uno che era, mi sembra questo fu ucciso, questo sarebbe uno che era dalla parte di Pellera. E questo perché fu ucciso? Fu ucciso perché era contro di noi altri, no? Di dov'era questo Iano Cioccolatta che lei... Mi sembra che era catanese, però abitava verso Nicolosi, in queste poste, con precisione non lo so. Sì, è questo. Senta, lei conosce o ha sentito parlare di un certo Francesco Giammuso? Francesco Giammusso, sì, onde so parlare, appartiene Giammusso, appartiene alla famiglia di Catania. Cosa vuol dire appartiene alla famiglia? Appartiene alla famiglia Santa Paola. L'ha conosciuto personalmente? No, di conoscerlo non l'ho conosciuto, però non ti so parlare di questo Giammusso. Sa che ruolo... E il ruolo sarà uomo d'onore, senz'altro. Perché dice sarà uomo d'onore senz'altro? Perché veramente non mi ricordo bene, perché mi hanno parlato poco di Giammusso. Ho avuto poco discorsi, non posso precisare con la precisione. Non sa poi come capitarono questi discorsi sul Giammuso, lei non lo ricorda? No, perché non era proprio avvicinata a mia, non posso insomma... Presidente, mi pare che ha già risposto abbondantemente. Sì, vabbè. Non era proprio... Si può passare all'altro domanda. Sì, Presidente. Conosce un certo Grillo Antonino? No, Qualcuno col cognome Grillo lo conosce? io conoscevo a Grillo Giuseppe, quello che era nato a Megara, che poi fu ucciso. Questo E conoscevo. questo Grillo Giuseppe come fu ucciso? Perché fu ucciso? Questo fu ucciso dalla parte di Pellera, perché insomma era con noi altri, era nell'autosalone che lavorava, insomma stava là nell'autosalone, era avvicinato a noi altri. Senta, che lei ricordi nel porto di Catania, o che lei sappia, Sì. nel porto di Catania, Nel porto? sì, vi erano imprese o ditte che erano controllate da voi? No, nel porto di Catania non lo so poi da parte di lui, Di lui chi sarebbe? di Santa Paola non lo so, questo non lo so dire, se noi insomma avevamo questi, perché noi non ne avevamo. Ma dopo Barone avevano l'ufficio a Doiaccolano, avevano un ufficio che vendevano olio di cami, questo l'avevano, a stazioni, ci Senta, dicevo. e questo ufficio chi l'aveva esattamente? Solo Aldo Ercolano? Ma sì, l'aveva a Doiaccolano, E cosa vendevano? ma vendevano olio di motori, questo così va. Senta, lei ha mai sentito parlare di un certo Saronnacchio? Saronnacchio, sì, è in di so parlare, ma questo Saronnacchio mi sembra che apparteneva, era uno che aveva fatto un omicidio, insomma, è una cosa, però non è una cosa così quando so parlare, non era una cosa che apparteneva proprio a noi altri. Senta, invece una persona soprannominata Saro Pacchio Modro l'ha sentito dire? Saro? Pacchio Modro l'ha sentito No, dire? no.
Senta, signor Pulvidenti, Sì. un certo Franco Longo lo conosce? Franco Longo. Franco Longo, io ne conosco uno di Taormina che aveva un locale. Ah no, si chiamava Iaffio quello. Iaffio Longo. Un certo, Franco Longo, no? io le chiedevo di una persona che è soprannominata Franco Longo. Franco Longo. Non mi sovviene questo completamente. Ah, è il soprannome Franco Longo. Sì, sì. Non lo so, sì, è della nostra parte. Magari può darsi che io, insomma. Senti una cosa, Gutta Bruno lo conosce Pulvidenti? Come? Gutta Bruno. No. Persone che di cognome fanno Gutta non ne ha mai conosciute? No. Guardo Francesco lo conosce? Guardo? Guardo. No. Un certo Robertino l'ha mai sentito nominare? Robettino, io quando so nominare uno Robettino che apparteneva a Pellera. Perché questo è il nome, insomma, noi ce ne mettiamo in testa perché succedeva un'azione e cose. Si chiamava Robettino. Indelicato Fortunato lo conosce? Un delegato Fortunato, no. Leanza Michelangelo? No. Io conosco Torelianza, quello di Paternò. Illuminato Roberto lo conosce? No, è di Paternò, lo so, sì è lui, ma però non lo conosco, non ci ho avuto mai. Di chi sta parlando? Questo illuminato chi è di Paternò? No, scusi, opposizione Presidente alla domanda formulata in questo modo. Non è che l'imputato di reato connesso può rivolgere domande al pubblico ministero, credo che questo sia fin troppo ovvio. No, Ma siccome il io pubblico ministero non ha risposto, avvocato. so un illuminato di Paternò, questo illuminato di Catania no. Altra domanda? E questo illuminato di Paternò chi sarebbe? Questo illuminato di Paternò sarebbe che, mi sembra che è appartenente o Glaiate all'Aruzzo, mi sembra. Però non c'ho... Leonardi Giuseppe? Leonardi? Giuseppe, sì. È un ragazzo che era con mia, insomma. Con noi. È quello che ha fatto l'omicidio pure di Delfo Russo, quello che ha fatto un omicidio a Augusta e altri, insomma, ha fatto. Insieme con Cammello Marino pure ha fatto un paio di omicidi. Che questo io già l'ho detto. Quale sono. Senta, ma Leonardi ad Augusta che ci faceva? A Ragusa? No, ad Augusta. Augusta. E vendeva un po' di droga, faceva dell'estorsione, questo. E poi pure aveva sua mamma che era di là, da Augusta. E aveva ricevuto incarico da qualcuno per occuparsi di queste cose da Augusta? Ma l'incarico veniva di se stesso, di loro stessi, chiedevano permesso se potevano andare in questo posto e io ci dissi, io dici, guadagnato qualche cosa. Questo. Ricorda se ad Augusta operassero anche altre persone, altre organizzazioni? Ad Augusta c'era il figlio di Mangione pure, Franco Coso, come si chiama? Non mi ricordo comunque. Batterino, mi pare si chiama Batterino. E questo Franco Battarino lei l'ha conosciuto? Sì, io l'avevo conosciuto 2 volte, perché una volta è venuta a Valcorrente insieme a sua mamma che ha parlato con suo padre. Chi è la mamma? Lo sa come si chiama? No, non lo so come si chiama, era sua mamma che è venuta a parlare con Mangioni Francesco, con suo padre. E poi è venuto da un'altra casa a Palazzolo. Lei era presente lì? No, quando parlavano no. No, dico,
Sì, Era io presente là, nello- certo, ero presente là. E poi in E diciamo, poi un'altra volta è venuto insieme a fratello di Mangione, l'ha portato Pippo Mangione, e l'ha portato da un'altra campagna, che c'era io e c'era Mangione, e insomma hanno parlato, si sono salutati, questo. Però so che lui trafficava pure droga a Augusta. ma, Era questo, lui, Pandolfo, c'erano Pandolfo pure. ma questo Patterino faceva parte di qualche organizzazione? Ma organizzazioni, era là Augusta, giustamente era avvicinato sempre, era figlio di Mangione, era avvicinato a noi altri. Questo. Qualche paio di ragazzi lui l'aveva là, perché certo l'ha detto, non è che io Questo ragazzo dove operava da Augusta? se Soltanto da Augusta che le sappia? io veramente so Augusta, poi se di là andava fuori, perché non ero proprio interessato per questo ragazzo. Ricorda se il Mangion Francesco ebbe mai a parlargli di questo ragazzo? E come era suo figlio, è venuto là e mio figlio e si sono baciati, insomma, era suo figlio, certo che... Ricorda se ebbe a dirle... sì, suo padre veramente, io devo dire le cose, era contrario, cercava suo padre, ci diceva di farsi una boutique, una cosa che penso che poi l'ha fatto pure questa. Insomma, non si mentre nei traffici perché sua mamma era sola, insomma, doveva stare con sua mamma, di essere ci ha consigliato bene questo, vicino a me. Ma lui faceva di testa sua e vendeva, perché poi Leonardo e mia me lo raccontava, perché lui aveva altri ragazzi, faceva estorsioni, vendeva droga eccetera. E come erano i rapporti fra il Pattarino e il Leonardi, lei lo sa? Così, non erano tante buone, perché giustamente una volta che quello vendeva, ci occupava la piazza della droga, si sediava un pochettino, perché era nel suo paese. Non era tanta eccellente, perché poi ci fu qualche fatto di qualche estorsione, mi raccontava Leonardo, e lui non era favorevole a queste estorsioni. Insomma, succedevano delle cose che... Alfio Longo lei l'ha menzionato. A Fiolongo ne conosco due, uno quello proprietario di Palazzolo e uno era discoteca. E poi questo che io l'ho raccontato già, quasi fatto un prestito della banca di Belpasso di 100 milioni in cui questo non ha pagato. Non ha pagato questo debito della banca. Senta, l'Alfio Longo, mentre l'altro Alfio Longo in che rapporti era con l'organizzazione? A Fiolongo era uno che lavorava, perché aveva delle campagne, le cose, lavorava, però pure nelle organizzazioni favoreva. Dice favoreva come? Per dire, se aveva la località, una volta Samberi, questi hanno fatto un camion. Che vuol dire hanno fatto un camion? Un camione, hanno rubato un camion pieno di biancheria, di motori, di cose, un camion di Senta, lei poc'anzi, anzi circa 2 ore fa, ha utilizzato questa stessa espressione ha fatto delle case, o fare delle case. Cosa voleva dire? Ha fatto delle case? No. Fatto delle case. Lei ha detto ora Sì. avevano fatto un camion, è così? Sì, avevano fatto un camion, perché lui aveva... Sì, si fermi. Nel corso del suo esame ha utilizzato sempre questo verbo. Hanno fatto una casa o delle case. Se lo ricorda? Delle case
No, le case, insomma, non è che questo faceva casi. No, non stiamo parlando, si dimentica un attimino di questo discorso del Samperi che stava riferendo. Lei ha utilizzato l'espressione hanno fatto delle case, se lo ricorda? Delle case. Hanno fatto degli appartamenti. Degli appartamenti, ma questo Alfio non ha fatto degli appartamenti. No, non ci stiamo riferendo ad Alfio Longo. Andiamo avanti. Se lo ricorda che ha utilizzato questa espressione, hanno fatto gli appartamenti? Degli appartamenti. Che cosa vuol dire fare degli appartamenti? Ma subito a quale discussione mi riferivo? Se deve ritornare, da quale discussione mi sono riferito? Lei, Perché gli appartamenti li faceva pure Palmieri, Dure Palmieri. lei si stava riferendo a quando stava parlando dei magistrati, si ricorda? Ah, ho fatto di sì, insomma, di rubare l'appartamento, sì. E Quindi quel fare gli appartamenti cosa significa? significa rubare nell'appartamento. Allora, Prenderci tutto quello che c'ha, le cose più importanti, e poi si tengono riservati, e poi se si presenta qualche persona uno ci ritorna per prendere delle amicizie. Perché sono state fatte, appartamenti non sono state fatte, però è stato fatto un lavoro a Catania di questo importante di Vincenzo Bellini, che poi queste cose sono state ritornate, però non abbiamo concluso niente. E cosa fu rubato in quell'occasione, Pulvidenti? Come? Cosa avete fatto a Bellini? A Bellini sì, è una cosa che l'ha fatto Pinarazio con i suoi ragazzi. E la vicenda è tutta nei verbali di Aria Pulita. Sì, questo però l'ho detto. Se sono stati acquisiti integralmente, possiamo... No, era giusto per chiarire questo riferimento, hanno fatto sì. Bellini che poi non trova alcun significato. Bellini. Bene, sì. Torniamo a Longo Alfio. Allora, signor Pulvidenti, Sì. stiamo parlando di Longo Alfio. Sì. Allora, lei stava dicendo favoriva l'organizzazione a noi altri, perché certe volte andavamo nella sua campagna, lui aveva una specie di cantina, mangiavamo là, poi come infatti è successo un omicidio pure nella sua campagna, quello che ho detto. quale? Se lo posso soltanto L'omicidio ricordare? che ho detto di Gino Rannisi per Puglisi, questo. Sì. E questo che apparteneva a Maritato, l'ho detto. E poi stava invece riferendo dei camion fatti da Samperi. Sì, e Cosa poi stava Samperi dicendo? ha fatto un camion, hanno rubato un camion, mi sembra che c'era uno che si chiamava Torrencino, lo sapevano sentire così, che io non lo conosco, e l'hanno portato da questa proprietà, che poi le guardie l'hanno trovato questo camion e hanno arrestato Alfio Longo. Ma Alfio Longo sapeva dell'esistenza di questo camion? Certo che lo sapeva, se era là quando l'hanno arrestato era là, mi sembra, lo sapeva. Cioè sapeva che era un camion che era stato rubato? Certo, e lui si trovava nella proprietà e hanno portato il camion là e... Senta, quando è stato commesso l'omicidio invece, Alfio Longo l'ha saputo che era stato commesso questo omicidio? Certo, Alfio Longo l'ha saputo, però come mi hanno raccontato a mia, non c'era lui, c'era per dire il suo operaio, perché lui aveva un operaio che si chiamava Messina. Ma Messina. Alfio Longo sapeva chi era lei? Certo che lo sapeva, siamo paesani, siamo nati nello stesso paese, Cioè, ne conosciamo dei ragazzini, dei ragazzi. Sapeva che lei faceva parte di un'organizzazione? Certo, Gliene ha parlato lei? certo. Conosceva altre persone Ma dell'organizzazione? lui conosceva Alfio Picciardello, conosceva un po' tutte, perché vicino a lui, ho detto ieri, ripeto, la proprietà di Cetro, che è di Paternò, di questo Cetro che è amico di Ano Iaccolano, questo Cetro è dentro la stessa proprietà di Alfio Longo, si deve passare dalla sua casa, e quindi quando noi altri, io, Santa Paola Benedetto, quasi un po' tutti, ne trovavamo in questa casa, Alfio Longo veniva.
Alfio Longo sapeva, conosceva il Santa Paola Benedetto? Certo che lo conosceva. E Non lo conosceva di prima, l'ha conosciuto quando si trovava là, di prima no. E sapeva chi era il Santa Paola Benedetto? Io tu lo sapeva, sì, era tempo di guerra, perché quando noi siamo stati in questa casa, io ho detto ieri, era una casa di guerra, non è che era una casa che erano latitanti, era una casa che erano, la utilizzavamo per battere con le macchine, per fare qualche cosa. Senta, e questo rapporto con l'organizzazione dell'Alfio Longo, quanto tempo è durato, lo sa? Se lo può collocare nel tempo? Ma il tempo, per dire, quando noi siamo stati là, da questa casa di Cercio, era l'82 e lui veniva. Poi, Sì. sì, poi veniva. Poi quando, per dire, siamo stati latitanti, qualche volta io ci andavo là, come infatti una volta sono venuti i carabinieri, ero io, Angelo Gazioso, Pero Puglisi, insomma siamo scappati e c'era Melo Cancagnolo pure, che poi l'hanno fermato. E lei riuscì a scappare in quell'occasione? Sì. Siamo riusciti a scappare perché i carabinieri forse sono venuti così, per un controllo così, non sono venuti per fare un assalto perché erano 2 carabinieri. In che anno è avvenuto questo, se lo ricorda? Ma paro sempre verso l'84, l'85, così, in queste epoche. L'83, l'84. Fino a quando sono durati i rapporti con Alfio Longo, signor Pulvirenti? A Fiolongo io l'ho avuto sempre i rapporti. Fino a quando? Poi, giustamente, quando era in galera, sono terminati. Quando? Lui poi è andato in galera. Quando è andato in galera? E quando l'hanno trovato con il camion. Come data non so, però quando E è stato successivamente ha riacquistato la libertà Alfio Longo? arrestato- sì, ha conquistato la libertà, però poi lui aveva, era con la semilibertà, in semilibertà, però poi non l'ho visto più io, che ero latitante, non mi potti, Cioè lei fino a quando l'ha visto Alfio Longo? Se lo può collocare nel tempo, il periodo fino a quando ha avuto rapporti Ma io l'ho visto prima di arrestarlo e eravamo sempre in rapporto. Va. Cioè, volevo chiederle l'anno, se lo ricorda. Ma l'anno non mi ricordo, dottore, dico. Approssimativamente, se ricorda l'anno. Non so se dico l'86, se dico giusto o sbagliato. Perché Comunque, fino a quando poi non venne arrestato per la storia del camion. Sì. Poi è stato arrestato, ha preso qualche 5 anni, mi sembra. Santo Longo lo conosce? Santo? Longo. No. Non Re Filippo? No. Senta, lei ha mai sentito parlare della torrefazione Lorre? Sì. E chi sta alla torrefazione del caffè era cugino di Galletto Campanella. Lei non l'ha mai conosciuto questa persona? No, di persona no, mai. Cosa sapeva di questa persona? E io sapevo che questa persona, perché con precisione l'ho saputo tramite Cancagnolo, che volevano fare pagare a questa persona che Galletto si trovava in galera a Spatti. E poi Galletto mandò a dire che era suo cugino, e insomma di evitarlo di farlo pagare. Era interessato in prima persona Cancagnolo di questo fatto. E così ho saputo che era suo cugino. Di altro ha saputo? No, questo. Altro no. Ma lei sa se qualcuno dell'organizzazione avesse interessi in questa torrefazione? Ma dicevano che lui aveva interessi e invece sapevamo di no noi altri. Sapevamo che era una voce così. Cioè lui aveva interessi, chi sarebbe? Chi è lì? Galletto Campanella aveva interessi da questa cosa. Invece dice che era solamente suo cugino che non aveva interessi. Questo chi ha detto che era solamente suo? Ma l'ha detto lui. Lui chi? Galletto Campanella. A chi lo ricorda? Me l'ha detto a me pure.
Quando è uscito dal carcere me l'ha detto, me l'ha spiegato, perché si trattava questo di farlo pagare fuori. Quindi per farlo pagare vuol dire che questo non era suo socio, perché essendo socio di uno che appartiene a Noasi non è che è una cosa che si può fare pagare, che non c'entra questo. Poi sa se l'hanno fatto pagare effettivamente a questa persona? No, io so di no, che lui non pagava. So che non l'hanno fatto pagare, poi quello che è successo, ma non mi sono interessato. Quando ha detto, Perché era suo cugino, non è che io potevo entrare proprio. quando ha detto che Campanella era uscito dal carcere, che anno si riferisce? Quando ho ucciso, perché lui del carcere magari ha avuto delle licenze. Non è che. Siccome lei ha Io- detto in un periodo in cui Campanella Ma io era... penso nell'89, così, che lui è uscito. E quindi Che ha parlato di questo fatto, penso questo anno, Viene parlato 89, di Campanella. 90, nel 90. mentre 92. l'episodio, chiedo scusa, l'episodio relativo a questa richiesta di denaro all'Orre quando Campanella era in carcere, in Chiarco, quando si colloca rispetto Sì. all'uscita del Campanella dal carcere? Ma certo un paio di anni prima, un annetto prima, così. Circa un annetto prima. Perché io questa discussione l'ho saputa precisa di Cangagnolo, dove mi diceva ma chi è una cosa giusta e così questa parola, no, e chi c'entra? E poi lui, come infatti quando è uscito, ha detto ma volevano fare pagare, ma cucino pure. Questo discorso. Senta, io stamattina il pubblico ministero le ha chiesto di Madonia Giuseppe. Sì. Forse è una domanda che già le avevo proposto, ora non ricordo esattamente. Lei conosce quali fossero i canali di approvvigionamento della droga del Madonia? No, il canale non lo conosco, io solo so, il canale, quello di Milano lo conosco di una parte, però il canale di Posto di Piddu Madonia non lo so quali è, con precisione. So che lui ci dava questa droga a suo nipote e suo nipote divideva qualche poco di droga a questi miei gruppi. Però di quale canale veniva non lo so. Mangion Francesco. Il ruolo del Mangion Francesco in qualche modo già l'ha riferito Sì. anche in altre dichiarazioni. Lei sa di cosa si occupasse specificamente il Mangion Francesco nell'ambito dell'organizzazione? Ma da occupare un po' di tutto, perché prima Mangione Francesco era un vice rappresentante, poi era consigliere, e certo si occupa un po' di omicidi, di tutto, di estorsione, di droga, di tutto. Per quanto riguarda la droga, come lo sa che si occupava di droga? Perché lo so, perché suo cognato poi insomma è andato a Milano e questa droga che fa? Andava nelle mani di lui, di Mangione. Il Mangion era inserito in qualche gruppo che lei sappia? Ma è inserito nel gruppo Santa Paola e pure io ero consigliere, eravamo insieme. Ascolti, lei era inserito nel gruppo Santa Paola. Lei ha detto che l'organizzazione del Santa Paola aveva poi più gruppi, è così? Sì, ma lui non aveva gruppo però, non faceva gruppo, non mica aveva altri sostenimenti, non ne aveva. E così era, va. Senta, e Mangion si occupava di droga, ha detto. Sa se se ne occupava da solo oppure se era coadiuvato qualcun altro in questa attività? No, qualcuno altro, lui, suo cognato, e giustamente se dovete dire come Pippo Grazioso, questi si trovavano insomma un poco in disagio come droga, perché loro la iavano a prendere loro stessi
Gangagnolo e Peppo Gazioso, Samberi a Coso a Milano. Ma certe volte se la facevano dare pure di mangiare qualche poco di gioco. Signor Pulvirenti, lei ha mai sentito parlare di una persona chiamata Munzu? Cuzzu? Munzu. Sì, Cammello Munzu. È un contrabbannero di sigaretti era questo. Lei sa Io se- lo conosco prima di essere nell'organizzazione, così, che era un contrabbannero. Lei sa se fra questa persona e il Mangion vi fossero rapporti? Sì, ci sono rapporti perché Mangione era contrabbannere puro, prima di sigarette. E i rapporti ci devono essere. Però questo qua non faceva parte della nostra organizzazione. Chi? E questo Monzù. Era amico di Ibru perché si conoscevano di cose, però lui non è che insomma era nella nostra organizzazione, o soldato, o affiliato, o cose no, questo no. Senta, lei ha detto che sia il Mangion, e anche parlando del Campanella, ha detto per il Campanella, si occupavano di droga. Chiedo scusa, dottor Marino, mi pare che non l'ha detto che si occupavano, che il Campanella si fosse mai occupato di droga. No, l'ha detto specificamente, avvocato. Ha fatto l'elenco dei reati che Campanella e il suo gruppo commettevano. Infatti, dottor Bettone, ha parlato del gruppo Campanella. No, ha fatto riferimento. Dottor Marino, chiedo scusa. Io ho detto che a me lui non mi aveva parlato mai di droga, questo l'ho detto. Però ho detto giustamente le traffichi le facevano, le facevano, E perché le facevamo tutti. E lei come sa che avesse anche queste entrate? Ma è una cosa perché poi c'è un passavoce, andiamo tramite questi capigruppi che si fa capire, andiamo che questo smette pure gioca, questo è il fatto. Però io, per dire, non ce l'ho chiesto e nemmeno lui mi ha detto che si occupava di gioca, non c'è stato questa. Però tramite questi capigruppi, tramite noi altri stessi, si discute, si polemica, insomma, che questa gioca chi è che la maneggia. Perché un po' la maneggiavamo tutti. E quindi vi faccio capire, il Campanella, che lei sappia, la maneggiava la droga o non la maneggiava? Ma secondo quello che dicevano queste Presidente, chiedo gruppi... scusa. Chiedo scusa. Presidente, il collaboratore stesso, stimolato dall'opposizione, ha specificato che di non sapere. Io ho detto di non parlare con lui di gioca, non ho parlato mai di lui di gioca, questo l'ho detto. Pertanto la domanda successiva è suggestiva, cioè tende ad ottenere una risposta che non ha dato. Si accoglie l'opposizione. Prego. Campanella, per favore. Lasci a ciascuno il suo mestiere, signor Campanella. Stava dicendo, signor Pulvirenti, dei capigruppo. Sì. Di cosa si discuteva fra i capigruppo? E il capogruppo sarebbe, io l'ho detto, per dire, questi capigruppi come erano composti, Cosentino, i locali, Grazioso, questi erano tutti i capigruppi, insomma, che maneggiavano questa roba, questa gioca. Me li può ripetere chi sono questi capigruppo che Ma maneggiavano? i capigruppi è Torre Grazioso, Nino Capigruppo Cosentino, che maneggiavano droga, le sto chiedendo. sì, pure Torre Grazioso, maneggiava droga. E insieme a chi guidotto, perché era insieme, io stai parlando solo del capogruppo, però la maneggiavano tutta la droga. Sì.
Poi continui, altri capigruppo. Colesano, Cosentino, queste la maneggiavano tutti. Ma Schellaggi e questo la maneggiava pure. Tutti i capigruppi la maneggiavano. Fuori del gruppo del Belpasso, il gruppo del Belpasso non ne maneggiava. Dell'organizzazione del Santa Paola? E l'organizzazione di Santa Paola, tutti la maneggiavano. E se me li puoi indicare le persone che maneggiavano, i capigruppo che maneggiavano droga? Ma insomma, non è che... Io credo, c'è opposizione, signor Presidente, io credo che la domanda tende in un certo senso a dare per scontato che il collaborante conosca il nome dei capigruppo quando ancora non l'ha fatto. Cioè, intanto chiedere se ci sono dei capigruppo e poi a chi. Ma questo avvocato l'ha detto già in tutto il Il processo. problema è superato. Presidente, mi scusi, Solo che si sta insistendo su un punto sul quale il La droga la maneggiavano tutti, non è che... Presidente ha già risposto. Presidente, mi scusi, Se è in grado di specificare, insomma in questi termini la domanda non può c'è essere una posta. posizione formale su questo punto, sotto questo aspetto. Quando stamattina è stato richiesto di dire quale attività peculiarmente venisse svolta illecitamente dai capigruppo, egli ha già fornito una risposta. Se oggi si vuole tornare sull'argomento finalizzandolo a un collegamento, diventa Si oggettivamente... accoglie l'opposizione. Il Mangion, Francesco, Sì, per quanto riguardava la droga, sì. che lei sappia, aveva rapporti con qualcuno? E con qualcuno il rapporto l'aveva con Basetta. Perché Basetta era un amico che forniva questa roba, questa droga. E Lei- poi lei intende dire, per dire Mangione a chi ci dava la droga? Sì, se lei lo sa. Ma io ho detto qualche poco di droga, Grazioso Giuseppe, Cammelo Gangagnolo, Piero Puglisi, ce la dava, certo. Senta, lei sa da chi altri il Carmelo Grancagnolo si procurava la droga? Da Chiazze no, io so che questa droga lui andava a Milano perché poi non era una cosa che si facevano magari, non lo so, perché ci sono i soldi in menso e si cerca di... Io so che loro andavano a Milano da questo Basetta, poi certamente quando c'era Basetta avevano qualche cosa autra con pigliare sta roba, però veramente non lo so con precisione. So che loro si arrangiavano, dice stiamo yendo bene, così, perché lui lo può dire perché è collaborante, questi sono i discorsi. No, non c'era proprio una cosa stabile. Se non c'era Basetta, io pure ne Francesco Tusa, e ne potete di Madonia, perché erano amici. Ma questo lei come lo sa? E lo sa perché me l'ha detto che me lo stesso, Gangagnolo. Lei ricorda qualche fatto particolare discusso col Francesco Mangion e che riguardava, aveva attinenza all'organizzazione vostra? Un fatto particolare che io già l'ho dichiarato, questo è stato una volta che Torre Cappello voleva un incontro, parlare con Mangion, e questo incontro l'ha preparato Carmelo Gangagnolo, e si è fatto questo incontro a Mascalocia da una discoteca, e il padrone di questa discoteca era amico di Pippo Grazioso, e ruoto là abbiamo avuto questo incontro dove è venuto Torre Cappello e altri 3-4 ragazzi che non sono di mia conoscenza, e ci sono andato io, Mangioni, e pure Gangagnolo, e c'era Pippo Grazioso, questi, però abbiamo parlato noi altri, loro erano per loro fatti suoi perché era una cosa un po' delicata, e abbiamo discusso che lui voleva a Cappello, diceva a Cappello che un cugino di Mangioni faceva traffici, aveva una relazione con una moglie di un detenuto che faceva parte a Cappello, e allora Mangione su questo fatto si è
se sediamo, io dico così, se sediamo e dice, insomma ora lo richiamo, allora io so che l'ha richiamato e questo non ha voluto capire e allora è successo l'omicidio, perché l'omicidio ha partecipato uno del mio gruppo, che sarebbe Mario Grazioso, che lui è collaborante. E Mario Grazioso, io non lo sapevo prima dell'omicidio, perché Mario Grazioso è stato chiamato, io ero latitante, non è che poteva venire, però è venuto poi a dirmi, sono stato chiamato da Catania per fare questo omicidio, si chiamava Lecciardello. Il nome lo ricorda? Lecciardello si chiamava, Lecciardello Giuseppe mi pare. Altre occasioni particolari le ricorda? No, questa è stata l'unica cosa che insomma è stata discussa per omicidio, è stato fatto questo omicidio. Poi tutte le discussioni erano tutte quelle che si facevano nella famiglia e basta. Senta, lei sa se questo Licciardello ha un fratello? Penso che c'ha un fratello, però non lo conosco. Lei ha menzionato Mangion Giuseppe. Sì. Mangiano Giuseppe fino nel 90, io parlo così, nel 91 non è stato mai nell'organizzazione, poi però è entrato nell'organizzazione, è stato fatto uomo d'onore, sempre nei tempi che dico io che sono state fatte queste ultime che ho indicato, Mazzeo, Lasi, eccetera, in questi tempi, perché non c'ero io quando l'hanno fatto uomo d'onore. Sa di cosa si occupava il Mangion? Lui si occupava di quello che so io, che aveva una specie di fabbrica di pomodoro pelate, di queste cose si occupava. Dicevo nell'ambito dell'organizzazione. Sì, e poi pure aveva un autosalone di macchine, di motorini, di queste cose. Sì, dicevo, per conto dell'organizzazione svolgeva qualche attività, qualche ruolo? No, per conto dell'organizzazione no. Cioè, E lui vendeva queste cose, ma erano per loro suoi fatti, Sì. non è che buttavano all'organizzazione. Ho capito, Pulvidenti. Ma dice che è stato fatto uomo d'onore, così? Sì. Ora, di cosa si occupava una volta? Una volta fatto uomo d'onore, io con noiaccia, poi giustamente se succederanno pure omicidi, quasi lui deve essere partecipe. Però non c'è stato il tempo di essere partecipe di una cosa di questa. Lei è stato fatto tardo. Con il Mangion Giuseppe ha avuto modo mai di discutere di fatti riguardanti l'organizzazione vostra? No, non c'è stato. Non c'è stato questo. Io ho saputo che era uomo d'onore e basta. Il male fu presentato? Non c'è stato cosa, va. Sapevo che già era con noiaccia, questo sì, ma prima no, però non c'era. Senta, lei sa se vi fossero rapporti fra il Galea Eugenio e il Mangion Giuseppe? E come ci sono rapporti? Se quello è giustamente è nella stessa famiglia, certo che ci sono i rapporti. Al di là di quelli teorici, cioè di rapporti concreti che lei conosca fra... No, concreti non ne conosco, ma giustamente i rapporti ci devono essere. Sì, al di là di questa, diciamo, regola. No, concreti di cose di affari non lo so. Senta, Lo fra dicevo. il Mangion Giuseppe e Lenzo Aiello di cui ha detto, sempre come rapporti concreti? Certo, Enzaiello, Mangioni, sono appartenenti a questa famiglia e quindi, essendo appartenenti alla famiglia, si parla, si fa questo. Poi il rapporto di acce, insomma, non lo so, perché se ci sono magari qualche rapporto di soldi, di cose, magari si può nascondere, come posso nascondere io un accio. Bisogna vedere come si svolge la situazione. Senta, lei sa se il Mangion... Innanzitutto il Mangion Giuseppe, lei questo l'ha specificato, ma per chiarezza, in che rapporti è con il Mangion Francesco? E io? Sì. Con Mangione Francesco? E come che rapporti? Io sono suo figlioccio. Però ascolti, Pulvidenti, che rapporti vi sono fra il Mangion Giuseppe e il Mangion Francesco? Sono fratelli. Fratelli. Sente una cosa,
Lei sa se il Mangion Francesco abbia altri figli maschi oltre quello che lei ha ricordato, ha menzionato? No, c'ho questo, sì, l'altra figlia ce l'ha con la moglie, sì, però non fanno parte dell'organizzazione, l'altra figlia. Sa come si chiamano? No, non mi sono mai interessato a sapere. Quello lo so, l'altro, questi non. Perché una è femmina e è sposata con Aldo Arcolano. Marchese Lorenzo lo conosce? Come? Marchese Lorenzo. Marchese Lorenzo no. Marchese Maurizio? No. Michele Marchese. Michele Marchese. Michele Marchese, se quello che penso io sarà di Montepo. E chi è questa persona? È uno che appartiene sempre alla famiglia Santa Paola, però non è uomo d'onore, e è sempre con le ragazze di Montepo, con Natale di Raimondo. Lei lo conosce personalmente, questo Marchese Michele? Ma mi sembra che una volta l'ho visto, però non ricordo bene, perché l'ho visto così una volta sola. Non ricordo se qualcuno... Perché guarda, una volta addirittura da un capannone della sorella di Polesano, che lui è collaborante, in un'occasione, penso che era Natale, così c'è stato una specie di incontro per salutare, e ci sono state tante persone, ma però è stato così, non è che di sfuggita, non è che posso ricordare queste persone, perché l'hanno portato, quelli che l'hanno portato, questi capigruppi, e poi se ne sono andati e non l'ho visto più. Certe volte avvenivano così queste cose. Senta, un certo Filippeddo, lei l'ha conosciuto oppure l'ha sentito nominare? Filippeddo. Ma una volta, sempre parlo nell'82, avevamo così uno ragazzo, però che non faceva niente, avvicinato così, che si chiamava Filippeddo, poi questo l'hanno arrestato, poi è uscito, una cosa così, però non era proprio... che questo era amico di quello, di Antonio Florio, quello che poi fu ucciso. Lei ha mai sentito nominare o conosciuto una persona che di cognome fa Marciante? Marciante no. Marciante no. Marino Agatino lo conosce? No. Nuccio Marino? No. Questo Nuccio Marino. Ci fu un Marino che fu ucciso da parte nostra, cioè oltre che Melo Marino, quello è stato, io l'ho detto, quello è un'altra cosa. E poi c'è stato un altro che si chiamava Marino, ma mi sembra si chiamava Penuccio però, che questo fu ucciso. Era con schillaggi, poi si pensava che questo si giocava, si faceva e è stato ucciso. Senta Pulvirenti, Marletta Ernesto lo conosce? Qui? Marletta Ernesto? No. Marsiglione Francesco? No, Marsiglione no. Marzagalli Attilio? No. Mascali Angelo? Mascali Angelo. Però questo Mascali Angelo, ma chi sono fratelli? C'è Mascali Michele pure? Non so chi non di Senta, di conoscerlo no, però come cognome mi sono nella testa questi mascali che sarebbero sempre ragazze di Montepo.
però di Canoscilla no. Senta, lei ha mai sentito delle persone soprannominate Catina? I Catina sì. Chi sono queste persone? I Catina, io conoscevo magari quello che è morto Catina. Come si chiama quello che è morto? Mi pare si chiamava Tino, quello morto. E Catina è il cognome esatto o lei... Ma mi sembra che non è il nome giusto. E questi Catina Catina mi chi sembra che io sarebbero? avevo un soprannome. Questi Catina chi sarebbero allora? Ma queste Catina sarebbero sempre ragazzi, perché non penso che si chiama Calì, i cognomi. Mi dica di questi Catina, che cosa sa, se sa chi sono, se appartengono a organizzazioni? Ma questi sempre appartengono nell'organizzazione di Montepò. Sì, perché mi sembra che queste Catine erano ragazzi che prima lavoravano, che raccoglievano ferro vecchio, con i lapi, con queste cose. Prima di essere con questo gruppo. Maugeri Mario lo conosce? No. Nicolò Maugeri l'ha menzionato invece nel corso del suo esame. Sì, quello lo conosco. Il Nicolò Maugeri appartiene a qualche organizzazione? Ecco, appartiene alla nostra organizzazione, l'organizzazione La Famiglia Santa Paola. Che ruolo ha nell'ambito dell'organizzazione? Lì è uomo d'onore, lui, il ruolo, quello che aveva un uomo aveva lui, io un soldato che combatti, se succedono omicidi le deve fare, però lui aveva l'attrezzatura che lavora e prende questi lavori che lavora venerendo e qualche cosa la deve portare nella famiglia, che è solo uomo d'onore. Senta, lei ha mai avuto modo di trattare col Maugeri di fatti attinenti all'organizzazione? Con Maugeri, perché Maugeri poi è stato un galera, con Maugeri il tempo di guerra eravamo insieme, cercavamo di fare pure agguate, cose insieme, cose che poi non ne sono mai riusciti, questo, camminavamo pure insieme, un po' di volte. E che vuol dire camminavamo insieme? Giravamo insieme per uccidere le persone contro di noi altri. Questo in che epoca? L'epoca l'82, quando ci fu la guerra a Catania. Lei fino a quando ha avuto rapporti diretti, cioè ha incontrato il Maugeri? Appena che l'hanno arrestato, poi l'hanno arrestato, insomma... In che anno questo? Quando l'hanno arrestato per il processo di Palermo, quando fu nell'84, l'85, in questa epoca mi sembra. Dopo l'ha incontrato? Sì, e poi quando è uscito l'ho incontrato una sola volta. In che occasione, lo ricorda? In un'occasione perché era uscito, io lo volevo vedere, così è venuto proprio a casa mia dove insomma mi trovo io a Palazzolo. Maugeri Raimondo lo conosce? No, Maugeri Raimondo. Santo Mazzei. Sì. Santo Lei l'aveva indicato, fa sì. parte di qualche organizzazione, il Santo Mazzei? Santo Mazzei era chi Cossoti, poi lui ha fatto una spaccatura con i Cossoti e ha avuto un gruppo di sé, che sarebbe che era Michele Cufferi, questo gruppo. Tore Spingola, che poi questo fu ucciso da noi altri, questo Tore Spingola. E altri un paio di ragazzi che io l'ho visto, questi ragazzi, però non so come si chiamano perché erano ragazzi ancora. E è successo insomma che lui si è separato e si è fatto questo gruppetto, e questo gruppetto era contro e Custode stesso, però questo gruppetto che lui si è fatto non aveva fiducia di Luca Cagnuso,
non ne aveva tanta fiducia. Chi non ne aveva fiducia? Michele Cufferi, con tutto il gruppo. E hanno avuto un incontro con me tramite Olesano e Nino Cosentino, che volevano capire sto Caccagnoso che cosa voleva fare, che intenzione aveva su questi ragazzi. E allora, giustamente io ci disse, ora mi prendo un poco di giorni di tempo. Mi sono preso un paio di giorni di tempo e mi sono informato e le intenzioni erano brave, non erano cattive, ma non è che si doveva fare cosa, e ci ho portato questa risposta che le intenzioni non erano cattive, potevano stare tranquilli insieme a Caccagnoso. E Caccagnoso aveva questo gruppetto, però era entrato nella famiglia di Santa Paola. Com'è che entrò, se lei lo sa, nella famiglia di Santa Paola? Entravo così, perché insomma si affidava nella nostra parte, è entrato segretamente, perché si sapeva che era segretamente, insomma, non era una cosa vista, una cosa... perché è stato poco uomo d'onore, circa 2 mesi, così, perché poi l'hanno arrestato insieme a Gino Rannisi, mentre che venivano di Belpasso che dovevano fare un delitto. Senta, quale delitto era questo che dovevano fare a Belpasso? Questo delitto io non lo so chi è questo ragazzo, però dovevano uccidere un ragazzo che lo doveva portare un altro, fosse Natale di Raimondo, non lo so specificare, perché queste cose le sa meglio la persona che era presente, era Affio Licciardello e Pippo Licciardello di Belpasso, perché le dovevano fare questo omicidio dentro la sua casa, però poi questo non è venuto e allora loro se ne sono andati, e mentre che se ne andavano l'hanno visto i guardia e l'hanno preso, insomma, con la pistola e l'hanno arrestato. Lei sa chi è stato il padrino del Mazzei? No, non lo so il padrino. Veramente non lo so nemmeno di Gino, perché non c'è stato il tempo di poterlo sapere. Perché con Caccagnoso non è che me l'hanno presentato, nunca io poi l'ho visto, di chi è uscito, di chi ha fatto, no, non l'ho incontrato mai, non l'ho potuto incontrare, non c'è stata questa cosa di poterlo incontrare. Morales Francesco lo conosce? Sì. Chi è questa persona? Morales Francesco, sì, Morales Francesco sarebbe, c'aveva un soprannome Cicaletta, così, e da Barriera. Ne conosce persone? Questa è l'unica persona che conosce con questo cognome? No, con questo cognome io conosco pure Cicaletta, quelle di Catania, perché erano tutte con me, rubavano con me quando io, insomma, ero a Catania, che stavo in questa via 80 Pammi, che poi questi sono stati contrari, cioè prima erano con Santa Paola e poi sono stati contrari, si chiamavano i Vinciguerra. Io le chiedevo di Morales. Sì, Morales io conosco questo Francesco, Franco mi pare si chiama. Ma cosa c'entra con i Cicaletta? Ci dicono Cicaletta pure. O soprannome ci dicono Cicaletta. Cioè, ma c'ha rapporti questo Cicaletta Morales con i Cicaletta Vinciguerra? No, completamente, non esiste, perché questo Morales era chi custode. Però poi è stato in galera, ha preso qualche 100 anni, mi sembra, è stato a licenza e poi si è avvicinato a noi altri. Però a noi altri, al nostro gruppo, cioè vicino a Piero Puglisi. E di cosa si occupava questa persona? E questa persona durante che fu fuori si occupava di droga, perché fu arrestato poi pure per droga, lui, Mazzaglia e Piero Puglisi erano insieme. Come sa che si occupava? Lo so perché insomma non è che io avevo parte di questa cosa, però lo so.
Lo so perché me lo dicevano, mi diceva Mazzaglia, mi diceva Piero che si occupava di questa cosa. Motta, Perché quando l'hanno arrestato ci hanno fatto delle pedinamenti, delle cose, ci hanno tirato pure, ci hanno fatto femmino, la finanza, c'è stata tutta questa cosa, insomma, che si diceva. Motta Antonino lo conosce? No. Un certo Costanzeddo lei l'ha conosciuto? Costanzeddo? Sì. Costanzeddo sì. Chi è questo Costanzeddo? Costanzeddo, lui dice che è figliozzo di Santa Paola, però questo non fa parte a nessuna organizzazione, come so io. Io uno bassino e pieno, che una volta era amico forte di Penaraccio, e Penaraccio una volta me l'ha portato a me. Diceva che questo aveva, perché mi ha portato una cassetta di vino, forse aveva qualche attività di questa. Però non faceva parte dell'organizzazione. Questo come lo sa che non faceva parte È dell'organizzazione? perché lo so, perché insomma lo so, va, non faceva parte dell'organizzazione. Sì, è quello che dico io. Senti, le ha detto che era, diceva di essere figlioccio di... Sì, lui diceva che era suo figlioccio. Cosa voleva dire essere figlioccio? Figlioccio di giusto, di battesimo, no figlioccio di altre cose.